Missione compiuta per il Canicattì allievi provinciali che nella fase regionale ha superato il Città di Mistretta per 6-1 tra andata e ritorno e accede dal prossimo anno al campionato allievi regionale. La partita di andata si era conclusa con il risultato di 2-0 per i biancorossi, doppietta di Lia, mentre il ritorno i biancorossi di mister Rosario Comparato hanno superato il Città di Mistretta per 4-1. La partita si giocava in una giornata estiva con le squadre che si affrontavano a centrocampo. Il primo tempo si concludeva sul risultato di 0-0. Nel secondo tempo il Canicattì passava in vantaggio con Lia, che a giro su assist di Nalbone batteva il portiere Rotondo. Il Canicattì, dopo aver sbloccato il match, andava sul velluto con la tripletta di Nalbone e la rete della bandiera del Città di Mistretta con Rocca su punizione. Dopo il triplice fischio dell'arbitro, la gioia immensa dei ragazzi per il traguardo raggiunto. Abbiamo lottato un campionato, è stato bellissimo, anche perché abbiamo avuto un antagonista che è stato il Ravanusa che ha meritato il primato. Però noi quest'anno con il regolamento che ci permetteva da secondi in classifica di poter approdare anche alle regionali, siamo riusciti a mettere la nostra firma.